Allora, siamo sempre con la nostra ospite Luana De Francisco, giornalista del Messaggero Veneto, vice coordinatore dell'Osservatorio regionale antimafia del Friuli Venezia Giulia, nonché coautrice di Crimine a Nord-Est. Vediamo anche la copertina del libro scritto a due mani con Dino Dinello. Allora, ci avevi raccontato una bella presa di posizione, anche coraggio per approfondire certi temi, per andare oltre anche i preconcetti, ma soprattutto per esporsi, eccolo qua, Crimine a Nord-Est, per esporsi in prima persona, che non è semplice, però è anche un ottimo esempio, perché il conoscere, far conoscere certe realtà consente a tante persone di affrontare certe situazioni magari in modo diverso, soprattutto quando magari si parla di imprenditoria coinvolta e altre situazioni umane. Da questo punto di vista c'è un capitolo che è molto toccante ed è la tratta delle donne, se non erro, che è stato affrontato. Come è Sì. venuta fuori questa cosa? E soprattutto quale storia c'è stata come fil rouge di tutto il capitolo? Allora, ecco, il capitolo e la tratta delle donne viene trattata, per l'appunto, viene affrontata nel capitolo che abbiamo voluto chiamare merce umana. Merce umana che indica quelle persone che sono considerate come un pacco di cocaina, perché hanno un paese di origine, un paese di transito e un paese di destinazione. Quindi sono vittime, anche della mentalità xenofoba dei paesi, vittime di inganno, vittime di una situazione che le rende schiave, convinte di viaggiare verso la libertà, perché partono evidentemente per sottrarsi, per sfuggire alle zone più martoriate della terra, e si ritrovano invece spesso sulle strade, sulle piazze della prostituzione, appunto, del lavoro nero, dello sfruttamento e dello spaccio della droga. Tutti i lavori che uno non si sceglie, evidentemente, neanche lo spaccio della droga, se devi fare soltanto il galoppino che in tasca sì e no 10 euro da una consegna. In questo ambito, in questo quadro, per l'appunto, le donne sono uno dei soggetti più deboli, sono quelle che non hanno un nome, sono invisibili, sono persone assolutamente invisibili. Non è stato facile affrontare questo tema proprio per la difficoltà anche di trovare interlocutori, oltre che vittime stesse disposte a superare le proprie paure e i traumi accumulati negli anni per aprirsi e raccontarsi. E anche questo si pone le donne se vogliamo poi si pone um, in un ragionamento che ha una sua ciclicità, di donne come di denaro, come di droga, perché tante volte la tratta delle donne è proprio funzionale a arricchire i forzieri della criminalità organizzata e con questo denaro fare girare la droga, acquistare e spacciare e trafficare in droga. Quindi è un cerchio che si chiude e che poi si alimenta all'infinito. E il lavoro che abbiamo fatto, devo dire, in questo lavoro è stato fondamentale l'aiuto del numero verde nazionale antitratta, che è gestito dal Comune di Venezia, e con il Ministero delle Pari, con il Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio, perché tra le poche istituzioni che danno un nome e un volto a queste donne, ci sono proprio loro, ci sono gli operatori, ci sono i volontari, gli operatori di strada, che riescono tante volte a superare, far superare a queste persone la paura, per esempio anche nei confronti delle forze dell'ordine, perché gli schiavisti moderni, perché di questo stiamo parlando, di loro si sa così poco e si scrive così poco, perché poche sono le denunce. Perché sono poche le denunce? Perché la vittima della tratta innanzitutto non ha neanche una propria identità, perché è privata del documento, sempre che lo abbia mai avuto. Per esempio in Nigeria non è così frequente avere un'anagrafe con nome e cognome, eccetera. E tante volte non sanno neanche dove si trovano, perché non hanno un cellulare, per esempio, quindi non sanno geolocalizzarsi.
e tante volte hanno anche paura di denunciare perché vengono da paesi dove tale è tanta la corruzione che non ci si può fidare neanche della forza dell'ordine. E quindi di tutto questo è assolutamente difficile parlare. E grazie a, come diceva il numero verde antitratta, abbiamo avuto dati, numeri e, cosa che penso sia facilmente intuibile, il maggior numero di donne che vengono poi aiutate, inserite nei programmi, avvicinate, inserite nei programmi, sono appunto di nazionalità nigeriana e albanese. E con una nigeriana, in particolare con una giovane, poco più che bambina, siamo riusciti a parlare. E lei invece di Udine è seguita da un'altra istituzione importantissima che è la Caritas, che poi avvia tutta una serie di percorsi anche di formazione, di alfabetizzazione, di scolarizzazione e via dicendo. Ed è stato uno dei momenti più toccanti nella stesura di questo libro, perché questa ragazzina ci ha raccontato tutto, ci ha raccontato dell'inganno con cui è stata fatta partire dalla Nigeria, da Benin City, che è la culla, che è il centro di smistamento della mafia nigeriana, e convinta di venire in Italia, di venire in Friuli, perché la sorella di una sua amica, che stava in Africa con lei, aveva bisogno di una babysitter, e in realtà si è ritrovata prima parcheggiata in Libia in una connecting house e lì violentata e sottoposta alle peggiori cose, e poi catapultata da noi e messa nelle mani di una maman dopo aver subito poi quella che più che un'umiliazione è una credenza, una cosa che poi avevano subito anche già i suoi genitori, che è il rito Giugiù, il giuramento Giugiù, che cos'altro non è che un patto di sangue in base al quale la ragazza arriva in Italia con l'obbligo di restituire una certa somma di denaro per questo, in cambio di questo viaggio, di questa pseudo emancipazione. E soldi, tanti soldi, che potrà guadagnare soltanto prostituendosi in strada, e quindi insomma viene catapultata in un mondo che non è assolutamente quello che sognava. E diciamo che comunque la storia è una storia a lieto fine, perché se siamo riusciti a parlarle, ad avvicinarla, significa che alla fine qualcuno l'ha aiutata e insomma adesso è una persona libera. E queste sono cose, ecco, che, ricollegandomi a quello che dicevo prima, fanno crescere, secondo me, prima di tutto, dalla consapevolezza cresce l'umanità, forse anche la predisposizione a capire quello che ci circonda, prima ancora che di giudicare. Assolutamente così. No, sono poi storie anche molto toccanti, perché noi vediamo sempre un po' le conseguenze di certe situazioni, ma non immaginiamo quello che ci sta dietro, tutta anche la sofferenza psicologica di certe persone, oltre che naturalmente fisica. E a questo proposito un altro tema importante, io procedo anche se meriterebbe soffermarsi parecchio su diverse questioni che avete affrontato, è quello dell'immigrazione clandestina, che noi abbiamo già trattato anche con un esponente delle forze dell'ordine che ha detto: qua c'è una rotta che si sta aprendo molto molto forte, la rotta balcanica, che vede arrivare tantissimi clandestini dal confine con la Slovenia, quindi attraversano la Croazia e arrivano poi a Trieste, Gorizia, eccetera. Una rotta balcanica, una rotta che già esiste, che però sta diventando molto molto frequentata. Questa è una rotta clandestina. Voi qual è che avete affrontato? Anzi, tu qual è che hai affrontato come percorso? Proprio Per questa? l'appunto la rotta balcanica, che necessita anche a sua volta anche questa di approfondimenti, per l'appunto, e anche in questo si è aperto un mondo, perché quando poi parli con le persone che di queste cose, a queste cose ispirano insomma le proprie giornate quotidiane lavorative, sicuramente c'è qualcosa da imparare sempre. Intanto, quando parliamo di rotta balcanica, forse è un termine un po' riduttivo, è una formula un po' riduttiva, perché la rotta balcanica altro non è che il punto d'arrivo di un percorso molto più ampio fatto via terra, e che parte da lontano, da 4 focolai fondamentalmente, facilmente intuibili, visto che sono anche le zone al momento più martoriate della terra sul nostro versante. E quindi mi riferisco all'Afghanistan, alla Siria, all'Iraq e ad alcune parti del Pakistan.
e da lì cominciano queste che sono evidentemente delle migrazioni forzate e che rappresentano la parte più sostanziosa dell'immigrazione clandestina, perché noi viviamo in Italia e quindi abbiamo forse una percezione un po' diversa dell'immigrazione, in quanto siamo abituati a vedere masse di gente che sbarca sulle coste siciliane, quindi i cosiddetti barconi. In realtà, se ci pensiamo, visto da un punto di vista più globale, quindi europeo, se non che mondiale, le masse migratorie avvengono soprattutto via terra. Ed evidentemente sono anche flussi destinati a non cessare mai, se è vero che a noi le guerre non cesseranno mai. E quello che abbiamo cercato di farci spiegare è chi gestisca questi traffici. E anche la risposta è stata abbastanza sorprendente, nel senso che noi parliamo di un sistema che è particolarmente polverizzato. Lo scenario polverizzato, cioè è difficile immaginare che ci sia un network internazionale, perché si tratta di viaggi, innanzitutto sono dei viaggi che sono frazionati, sono talmente lunghi che non possono che non essere frazionati, anche perché la gente che si mette in viaggio e che paga una tariffa non ha inizialmente di partenza quasi mai tutti i soldi necessari, cioè per dire qualcosa come 10.000 euro per arrivare alla destinazione, che tante volte salta a piedi pari l'Italia e punta ai paesi del nord Europa. E queste soste vengono fatte prevalentemente in Grecia, in Turchia e in Iran. In Turchia in particolare, che pullula di occasioni di lavoro in nero, perché che cosa succede? La gente parte e dice: nel momento in cui finisco i soldi troverò un'occupazione, mi fermerò per 6 mesi, per un anno, raccoglierò altri risparmi e con quelli proseguirò il mio viaggio. Quindi c'è una molteplicità, no, di vettori e anche di mezzi di trasporto e anche di tariffe e anche quindi di livelli di criminalità. Nel libro raccontiamo in particolare di quello che è passato alla storia come il re indiscusso dei traffici, del traffico di persone, che fu Lonkaric. Lonkaric era un ex tassista di Lubiana che poi si sposa con una cinese e mette su un impero, un autentico impero che è organizzato per sezioni, con lui nell'investigare il suo caso, alla fine scoprirlo e incastrarlo e arrestarlo. Noi parliamo degli inizi degli anni 2000, e le forze dell'ordine finalmente cominciano ad avere una prima rappresentazione di quello che sono i traffici di esseri umani, perché al vertice c'è sicuramente un gruppo, una formazione etnica che è quella che raccoglie questi disperati che cercano di partire, chiedono di partire, alcuni, altri vengono invece fatti prigionieri e portati a seconda delle bisogna, nei campi piuttosto che nelle industrie, piuttosto che insomma che nelle strade e via dicendo. E poi per l'attraversamento, parliamo di Balcani, per l'attraversamento di un territorio così difficile, così insidioso, così ignoto anche, e c'è bisogno di bande locali. Quindi ci si affida, i trafficanti si affidano o passano la palla, passano la merce umana alla banda croata piuttosto che serba, piuttosto che bosniaca. Arrivati poi sul nostro confine, lì la palla passa agli autisti o anche ai taxisti domenicali. Gli investigatori li chiamano anche così perché c'è, non voglio dire tantissima gente perché non sarebbe verosimile, però c'è una quota di persone assolutamente insospettabili che per arrotondare, e parlo di italiani, che per arrotondare lo stipendio si improvvisano passer, con rischi altissimi peraltro, perché il nostro codice penale, così come quello sloveno, così come quello austriaco, insomma, prevede pene molto elevate per il passer. Eppure tant'è.
E dicevi dell'incremento della rotta balcanica, ne parlano in questi giorni anche i giornali, ma diciamo che la rotta balcanica non si è mai interrotta e l'anno della crisi, della grande crisi è stato il 2015, in tempi più recenti, quando soprattutto in molti scappavano dalle situazioni dell'ISIS e attraversavano la porta risalivano i Balcani e attraversando la porta della Turchia e poi fermandosi nell'isola di Lesbo, parcheggiandosi o trovando rifugio nell'isola di Lesbo e nelle isole del Dodecaneso. E proprio per questo che poi nel 2016 ci fu quella importante, da questo punto di vista, importante accordo tra l'Unione Europea e appunto Ankara, appunto la Turchia, che ha previsto l'assegnazione al governo turco di quanti erano 3 miliardi di euro, forse Sì. sbaglio adesso la cifra, comunque una quota sostanziosa di denari in cambio del blocco delle frontiere. L'operazione effettivamente riuscì, l'obiettivo fu centrato perché l'esodo subì un importante freno, ma di contro questo determinò anche una situazione di fortissima, altamente disumana in Grecia in particolare, diventata il parcheggio di migliaia e migliaia di migranti. Recentemente, poi c'è stato Covid, poi abbiamo passato purtroppo il periodo dei muri, nel senso che in particolare i paesi di Repubblica Ceca, la Slovacchia, la Polonia e l'Ungheria di Orbán, come sappiamo, si sono messe di traverso rispetto alla Sì. proposta, tra gli altri anche dell'Italia, di una suddivisione delle quote dei richiedenti asilo e quindi che cosa hanno fatto? Hanno pensato bene di alzare, di costruire muri, piantare filo spinato, creare pattuglie appositamente che dovevano cacciare i migranti. E quindi si sono spostati più verso anche sud. l'Italia, Certo. c'è arrivato anche l'Italia sotto il governo Santini di Matteo Salvini, e anche la nostra regione, anche il Friuli Venezia Giulia, appunto è terra di confine, a un certo momento ha preso in considerazione l'ipotesi di costruire un muro, qualora, cosa che poi non si è realizzata, perché poi in realtà hanno dimostrato di funzionare bene le pattuglie miste che sono state messe al lavoro al confine con la Slovenia e con l'Austria. Adesso però E poi arriviamo ai giorni nostri, insomma, con Covid che ha paralizzato un po' i passaggi per qualche mese, salvo poi vederli ripartire adesso. Infatti. Ecco, questo è un po' un racconto, vabbè, ci sarebbero altre tante questioni da affrontare, magari sarà anche l'occasione in futuro, tipo il caporalato e altri capitoli molto interessanti e purtroppo sempre di attualità. Questo lavoro, quanto tempo ha richiesto? Tanto, ma tanto perché io, così come il collega, purtroppo l'abbiamo fatto, essendo entrambi giornalisti, l'abbiamo fatto nelle parentesi di tempo risicate al mattino e alla notte, insomma, e di notte. Non è sicuramente un lavoro facile, anche perché poi scriverlo a quattro mani significa anche cercare di dialogare, Certo. di interfacciarsi, e a distanza non è tutto più difficile. E soprattutto tratta argomenti, se vogliamo, comunque scomodi anche per chi è deputato delle forze dell'ordine, sostanzialmente per la magistratura, per chi è deputato a prevenire e combattere, reprimere certi fenomeni. L'interlocuzione è difficile anche per loro ed è comprensibile per tutta una serie, insomma, di resistenze che derivano anche forse da motivi di sicurezza, insomma. Quindi ci è voluto tanto tempo, ma e non è assolutamente finito, perché questo è sicuramente un work in progress, cioè nel presentarlo spuntano sempre delle nuove tessere che vanno, se vogliamo, ad arricchire, anche se soltanto oralmente, insomma, questa mappa che ho cercato di dare.
Perfetto. Luana De Francisco, io dobbiamo salutare perché il tempo è letteralmente volato, siamo stati volentierissimo ad ascoltarti, è stato avvincente perché veramente sono temi molto importanti, delicati, è bene conoscerli, quindi approfondirli ancora di più. Grazie e buon lavoro perché intanto continui un'attività giornalistica comunque sul quotidiano, nel quotidiano. Certo, sicuramente sì. Perfetto. Grazie Grazie ancora. mille a voi, grazie mille a voi, anche di questa bella occasione, ripeto. Grazie ancora giornalista, scrittrice, e a voi cari telespettatori invece lascio alla pubblicità, poi ci rivediamo con altre interviste.